Positivo il bilancio delle attività svolte dal Genio Civile nei primi 6 mesi del mandato dell'ingegnere capo architetto Rino Lamendola. Tra le priorità svolte quello sulla cattedrale di Agrigento, il ponte Petrusa, viadotto Morandi, quello di Consalamone a Sciacca e la metallizzazione di Favara. Gli obiettivi raggiunti, quelli relativi allo snellimento delle procedure, allo sblocco dei cantieri, verso le infrastrutture e gli interventi per arginare l'emergenza idrogeologica. Questo è il lavoro che ha caratterizzato le attività svolte durante il comando dell'ufficio del Genio Civile guidato dallo scorso 1° febbraio dall'architetto Rino Lamendola. In particolare sono state semplificate le procedure con l'adozione delle direttive dello sblocca cantieri, indispensabile per rilanciare l'economia. Per Lamendola uno snellimento delle procedure è indispensabile per rilanciare l'economia del territorio provinciale. Abbiamo adottato le direttive dello sblocca cantieri emanate dal dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico. Per le opere pubbliche importanti per lo sviluppo culturale e socio-economico della provincia è stato creato un canale preferenziale che ha consentito all'ufficio di approvare in tempi brevissimi progetti esecutivi importanti per il territorio come quelli che hanno consentito la riapertura della cattedrale e quelli per la ricostruzione del ponte Petrusa e il consolidamento del primo tratto del ponte Morandi. Alle infrastrutture stiamo riservando una particolare attenzione. Abbiamo già censito i ponti che attraversano il territorio provinciale, per i quali su iniziativa del Dipartimento regionale tecnico saranno affidati a liberi professionisti una serie di incarichi per la schedatura dello stato di efficienza. Un'altra opera pubblica importante riguarda il comune di Favara. Lo scorso 17 luglio, a seguito di positiva relazione all'istruttoria del Genio Civile, la Commissione regionale dei lavori pubblici ha approvato il progetto per la metallizzazione del comune di Favara per un investimento complessivo di circa 22 milioni di euro. Si è conclusa anche la prima fase del progetto Ipogei. L'intensa attività svolta dal Genio Civile negli ultimi 6 mesi nel campo dell'edilizia, delle infrastrutture e dell'emergenza idrogeologica si è arricchita anche del progetto Ipogei, finalizzato alla conoscenza, alla messa in sicurezza, alla valorizzazione della rete ipogeica che attraversa il suolo della città dei Templi, progetto cui è stata già chiusa la prima fase con l'introduzione in mappa georeferenziata di 186 imbocchi e altrettanti ipogei, per ciascuno dei quali è stata redatta una scheda, alimentando così una banca dati sulle informazioni acquisite. I lavori chiuderanno con la redazione dei progetti che saranno redatti nel 2020. Siamo soddisfatti, conclude Lamendola, delle tante attività portate avanti in 6 mesi, grazie al notevole impegno profuso dai dipendenti tutti dell'ufficio e ai proficui impulsi lanciati dal dirigente generale del Dipartimento tecnico, nonché alle risorse tecniche ed economiche messe a disposizione dal governo regionale. Tutte tematiche approfondite durante uno speciale svolto dalla nostra emittente, insieme al presidente dell'Ordine degli Architetti, Alfonso Cimino. Uno snellimento delle procedure senza precedenti nella storia. Oggi il cittadino agrigentino, insomma chiunque voglia costruire una tettoia, un gazebo, un muro di recinzione, un cancello, una vasca, una piccola piscina, le cosiddette opere minori che prima venivano assoggettate tutte ad autorizzazione, oggi possono essere realizzate con una semplice comunicazione. Il progetto si deve sempre redigere, ci deve essere sempre un responsabile, però il Genio Civile accetta una semplice comunicazione e questo è uno snellimento senza precedenti. Poi le autorizzazioni vengono rilasciate soltanto per gli interventi che sono ritenuti rilevanti, sempre con la circolare del DRT, che sono per esempio le opere pubbliche o grandi costruzioni con tanti piani o costruzioni particolari in legno con più piani o in acciaio, ma le costruzioni diciamo usuali di fatto saranno costruite tutte con un semplice deposito, quindi non si attenderà più nulla.